Va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti e bentornati al Bamba della settimana, Sì, l'antipremio giornalistico. Sì. Dico finalmente perché il Bamba di questa settimana andava assegnato anche tempo fa, ma invece ci siamo trattenuti, ma questa volta non possiamo fare a meno di assegnarlo. Vero. Mi riferisco a Landini, cioè il capo del sindacato CGIL, il quale non è che si limita a proclamare uno sciopero ogni 3 giorni, danneggiando naturalmente i cittadini che sono colpiti direttamente dagli scioperi. Mi riferisco ai trasporti, mi riferisco alla sanità e a tanti altri settori che vengono frustrati proprio da questi scioperi che bloccano un'attività fondamentale per i cittadini. Benissimo, ma questa volta devo dire che ha toccato il fondo, perché non si limita più a fare degli scioperi questo signore. Il bello è che tutti gli vanno dietro come pecoroni, ma addirittura aizza una specie di sommossa sociale. No, vorrebbe che tutti gli italiani facessero una rivoluzione per darci che cosa, questo non si sa. Però lui dice che non va bene niente, che non funziona niente e quindi bisogna fare sciopero, come se gli scioperi fossero dei toccasana. Tra l'altro mi risulta che non c'è mai stato uno sciopero che abbia fatto ottenere ai lavoratori un qualsiasi benché minimo beneficio. Quindi mi pare che questa attività di astenersi dal lavoro non sia sicuramente produttiva, soprattutto per chi aderisce allo sciopero, perché perde una giornata di lavoro e in cambio non ottiene assolutamente nulla. Questo Landini poi è fastidioso, è sempre in televisione, continua a fare delle prediche con voce tonante e poi nessuno capisce che cosa in pratica voglia. Si limita a lamentarsi, a punzecchiare la gente, aizzandola, sperando che scendano tutti in piazza a fare, diciamo, una sorta di rivoluzione, cosa che sarebbe un guaio terrificante. La speranza è che i cittadini ormai facciano lo sciopero così per abitudine, ma non certo per convinzione, e pertanto la situazione non cambia dal punto di vista dell'organizzazione sociale, non cambia, però cambia il clima del paese e lui è l'uomo che contribuisce maggiormente a rendere un clima irrespirabile per tutti noi italiani. In dubbio sì, era proprio ora di darglielo questo Bamba, ce l'avevamo, diciamo, in agenda da un po'. Volevo dirti, questo richiamo che hai fatto tu giustamente, l'appello che ha fatto più volte in queste settimane Landini alla rivolta sociale, sì. Ma in base alla tua esperienza, diciamo, delle vicende politico-sindacali italiane, questa cosa sta nella storia, diciamo, del sindacato o è qualcosa, come dire, che va oltre? Cioè, no, è una novità negativa quella di Landini, perché ci sono stati tanti capi del sindacato che erano persone ragionevoli. Mi ricordo Obama, tanto per citarne uno, insomma non era uno che così faceva sciopero tanto per divertirsi una giornata in più, ma assolutamente diciamo che dava il via a delle lotte che di solito si concludevano ottenendo qualche cosa, perché lui intendeva soltanto aumentare un po' il salario dei lavoratori, avere magari un orario più umano, eccetera, e su queste cose riusciva a ottenere e quindi faceva il bene dei lavoratori iscritti al sindacato. Ma oggi non riesco a capire Landini che bene possa fare alla comunità dei lavoratori. Sinceramente non si capisce, ce lo spieghi lui. Siamo sempre qui a fare sciopero, i treni che non funzionano, la sanità che non va, eccetera, e lui fa sciopero. Ma cosa serve? A cosa serve tutto questo? Qui bisogna lavorare, altro che scioperare. Forse più che il bene dei lavoratori
serve al bene suo nel caso abbia in mente progetti politici, diciamo. Beh, lui ha dei progetti politici che sono naturalmente di sinistra estrema, lui è rimasto un comunista vero e proprio e lui sogna chissà quale rivoluzione per poter trasformare questo paese che ha tanti problemi in un caos continuo e mi pare che ci stia riuscendo. Ci sta abbastanza riuscendo, sì. Mi veniva in mente che un altro nome tutelare, no, della storia del sindacato italiano, Giuseppe Di Vittorio, il primo segretario della CGIL, diceva che lo sciopero nel trasporto pubblico va usato proprio come estrema ratio, va dosato con grande attenzione, visto i disagi che crea sulla massa dei lavoratori, delle persone concrete che lavorano. Questo lo diceva Di Vittorio, non come dire un redattore di Radio Libertà. E adesso mi sembra che invece ci sia uno sciopero ormai ogni weekend, cioè ormai è una notizia quando non c'è lo sciopero. Quindi c'è stata un'involuzione. Tutti i venerdì sciopero e quindi si crea una situazione nelle città, io vedo a Milano, delle situazioni di vivibilità, perché questo cosa provoca? Che tutti usano un mezzo proprio, no? Una macchina, una moto, la città si ingolfa, nessuno riesce più a capire niente, accadono incidenti, in sostanza questi scioperi danneggiano la vita civile e questo diciamo è assurdo. Aveva ragione Di Vittorio che era una persona che aveva il cervello a posto, invece qui di fronte a un Landini che ogni 3 minuti delira, insomma siamo costretti a dargli un bambino non potendo dargli una botta in testa. Sì, tra l'altro uno dei motivi secondo me più clamorosi per dargli il bamba è che lui annunciò lo sciopero diciamo generale che ora è in agenda il 29 novembre contro la manovra ancora prima che la manovra fosse abbozzata, cioè a priori, ha inventato lo sciopero a priori. Questa è diciamo una punta di assurdità, però fra tante assurdità, quindi non ci stupisce neanche che sia talmente balordo da indire uno sciopero prima che una cosa venga approvata e quindi si conoscano i dettagli. Ma lui è così, respira un'aria particolare e poi sogna la rivoluzione, il ribaltone, il caos sociale, è quello che piace a lui piacerebbe tornare a un 68 quotidiano. Sì, un po' fuori tempo massimo, diciamo. Sì. Tra l'altro in questi giorni 2 giornali che conosce abbastanza, diciamo il Giornale e Libero, hanno titolato entrambi Landini sciopera anche contro il Papa. Perché? Perché la CGIL per la prima volta, credo, non ha firmato il protocollo che in genere si firmano tutti, che esclude astensioni dal lavoro e scioperi nelle date clou del Giubileo, dove Roma già Roma è un casino di suo, sarà ulteriormente incasinata, in genere c'è questo accordo tra gentiluomini per cui in quei giorni non si sciopera. Invece a quanto pare lui sciopera anche contro il Papa. Sì, contro il Papa e soprattutto contro il popolo cattolico per il quale il Giubileo è una circostanza particolare, no? Lo sappiamo benissimo, perché il Giubileo non ha una scadenza annuale, ma addirittura 25ennale e quindi insomma è una situazione particolare quella del Giubileo che mobilita tanti fedeli, che praticamente mette Roma in una situazione di difficoltà enorme. Se ci aggiungi uno sciopero è chiaro che tu vai contro la Chiesa, soprattutto contro la gente. E andare contro la gente non mi sembra intelligente da parte di un sindacalista. No, anche perché qui noi abbiamo fatto questo ritratto, no, di Landini, come dirti, estremista, movimentista, che sono nella rivolta sociale. Uno dice, vabbè, avrà un suo seguito, lo farà perché ha un seguito. Poi oggi leggo la notizia che da quando è segretario della CGIL, la CGIL ha perso 200.000 iscritti. Quindi, come dire, mi sembra una stroncatura finale, no? Sì, ma la cosa oltretutto mi fa piacere perché vuol dire che la gente non è cretina come pensa Landini, cioè Landini non è che può influenzare il popolo segue qualche volta Landini e i suoi deliri di sciopero, ma non sempre e soprattutto
c'è chi si ritira e preferisce togliere la propria adesione al sindacato di fronte a manifestazioni evidentemente propositate e scriteriate da parte di Landini. Diciamo che i lavoratori italiani sono molto meno bamba di Landini, via. Questo non c'è dubbio, no? Noi lavoratori poveracci sono costretti a volte a aderire allo sciopero perché non funziona più niente, perché se un treno non funziona, come fa un pendolare ad andare a lavorare? È evidente, no? Che c'è tutta una catena di disagi dai quali nessuno può sfuggire. Non c'è dubbio, ma soprattutto non poteva più sfuggire al bamba Landini, quindi lo confermiamo convintamente. Sì, ma siamo molto convinti che sia molto meritato. Bamba a Landini. Bamba Landini, ti ringrazio come al solito, direttore. Grazie a tutti voi, un saluto. La settimana prossima. Ciao. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio